Gabriele Brunetti dell'ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. Quali sono le novità del decreto rilancio rispetto al tema della regolarizzazione? Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Quello che possiamo dire prima di tutto è che la regolarizzazione riguarda soltanto tre settori di lavoro e sono nell'ordine il settore primario, cioè l'agricoltura, la zootecnia e la pesca, e il lavoro domestico e come ultimo, collegato al lavoro domestico, il lavoro di assistenza alla persona non autosufficiente o che ha un handicap, eccetera, quello che viene universalmente conosciuto come lavoro della badante o del badante. Sono previsti due canali di regolarizzazione. Ambedue questi canali ad ambedue di questi canali potranno accedere datori di lavoro e lavoratori dal 1° di giugno al 15 di luglio. Quindi la finestra di regolarizzazione è dal 1° di giugno al 15 di luglio. Primo canale. Il primo canale prende in considerazione rapporti di lavoro irregolari, e sottolineo irregolari, già in essere o per i quali, non essendoci rapporti di lavoro, vi è una immediata disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. Riguardano i tre settori che ho detto precedentemente e solo quelli. In questo caso è il datore di lavoro che fa la domanda di regolarizzazione. Quali condizioni deve avere il datore di lavoro? Deve essere un cittadino italiano, un cittadino comunitario, e nel caso in cui sia un cittadino non comunitario munito di titolo di soggiorno, il permesso di soggiorno deve essere a tempo indeterminato. A quali condizioni soggiace il lavoratore? Il lavoratore deve essere in Italia almeno dalla data successiva all'8 marzo del 2020 ed inoltre, per dimostrare la sua presenza in Italia in data antecedente all'8 marzo 2020, deve o avere fatto le impronte digitali oppure avere una dichiarazione di presenza che sarà ovviamente depositata presso la questura, oppure dimostrarlo attraverso documentazione fornita da una pubblica amministrazione. Quindi questo è la regolarizzazione. Il datore di lavoro si rivolgerà all'INPS nel caso che il lavoratore sia cittadino italiano oppure cittadino dell'Unione Europea, o allo sportello unico per l'immigrazione nel caso in cui il lavoratore sia cittadino non comunitario. Verrà rilasciato alla fine della procedura un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Secondo canale di regolarizzazione. Al secondo canale di regolarizzazione potranno accedere i lavoratori, cittadini non comunitari evidentemente, che non hanno un rapporto di lavoro in corso e neppure hanno una proposta di lavoro in atto, quindi che non hanno un rapporto di lavoro. In questo caso le altre condizioni che devono avere sono sempre quella della presenza in Italia, la non uscita dall'Italia per meglio dire, dopo l'8 marzo 2020, ed inoltre dovranno avere un permesso di soggiorno scaduto almeno in data successiva al 30 ottobre del 2020 e non rinnovato o convertito. E terza condizione, avere avuto un rapporto di lavoro nei tre settori che dicevo, cioè agricoltura, pesca, zootecnia oppure lavoro domestico o di badantato, in data antecedente al 30 ottobre del 2020. Quindi Gabriele, ricapitolando, cosa devo fare io lavoratore interessato alla regolarizzazione? Quello che ho detto fino adesso è solo una piccola parte delle condizioni, ma sono quelle principali rispetto alle quali farsi un'idea di come
a se sì è possibile accedere o meno alla regolarizzazione. Quindi, siccome devono ancora uscire i decreti attuativi che conterranno altre indicazioni più precise e cogenti, è opportuno, io consiglierei, di rivolgersi al sindacato, alla CISL, in particolare perché sia per la fase di verifica se ci stanno le condizioni per poter accedere alla sanatoria, ma anche per tutta la fase successiva che riguarda l'accompagnamento ed eventualmente anche possibilità di accesso alla regolarizzazione che potrebbero verificarsi come dire, dalla conversione in legge del decreto legge o da altre definizioni fatte.